Prima prova di italiano della maturità per 9.000 studenti del Friuli Venezia Giulia, da Pascoli a Verga, passando per Liliana Segre e la DAD, ma il Covid colpisce studenti e commissioni, prove suppletive il 6 e 7 luglio. La spaccatura tra 5 Stelle e Di Maio non sposta gli equilibri nella nostra regione, tra parlamentari e consiglieri regionali nessuno si unisce al nuovo movimento politico. Potranno scontare la loro pena aiutando i cittadini. Udine è la quinta città italiana a sperimentare questo percorso di riabilitazione, impiegati agli attraversamenti pedonali vicino alle scuole. Teneva nel comodino un libro con date, numeri di telefono e nomi di spacciatori e clienti. Arrestato un ventenne pakistano che nascondeva oltre al libro mastro 1,5 chili di stupefacenti. Studenti hanno affrontato nella nostra regione la prima prova degli esami di maturità. Temi complessivamente alla portata, ma i contagi da Covid-19 hanno causato non pochi problemi tra commissari sostituiti all'ultimo e prove suppletive slittate a inizio luglio. La prima prova scritta dell'esame di maturità è volata. In Friuli Venezia Giulia oggi sono stati 9.000 studenti ad essersi medesimati nel tema di italiano. Domani invece ci sarà spazio per la seconda prova. Temi assolutamente alla portata, anche senza avere conoscenze specifiche su determinati argomenti, a parte ovviamente quelli d'autore che dovevi studiare. Mi ero preparata proprio sulla letteratura italiana e non pensavo di fare quelle di attualità. Ho scelto di parlare della traccia B3 che presentava il problema del riscaldamento climatico, dei cambiamenti che ci sono. Io ho scelto la traccia 2, quindi analisi del testo, ho scelto di parlare di verismo con Verga, sembrava quella più fattibile per me. Io ho scelto la prima traccia relativa a Giovanni Pascoli e non mi è parsa molto difficile in realtà. Anch'io ho fatto la prima traccia, quella di Giovanni Pascoli, ho dato un'interpretazione abbastanza personale. Ho scelto un'altra traccia relativa a Giovanni Verga e infatti ho fatto un'analisi di un testo in prosa e non in poesia. L'esame di quest'anno ha rappresentato il ritorno alla normalità, ma a causa del Covid-19 diversi commissari risultati positivi sono stati sostituiti all'ultimo. In alcuni casi sarà invece necessario provvedere alle prove suppletive ad inizio luglio. La politica: non si prevedono ricadute in Friuli Venezia Giulia della scissione nel Movimento 5 Stelle. Gli eletti al Parlamento e in Consiglio regionale restano fedeli al movimento. Un terremoto che non intacca l'assetto regionale del Movimento 5 Stelle. L'addio ieri sera di Luigi Di Maio, che con circa 70 parlamentari pentastellati ha fondato Insieme per il Futuro, per gli screzi con l'attuale capo politico Giuseppe Conte, non avranno ricadute ai piani alti dei pentastellati del Friuli Venezia Giulia. Luca Sut e Sabrina De Carlo confermano di restare fedeli a Conte. È una scissione annunciata, spiega De Carlo, anche se non ci aspettavamo una portata di questo tipo. Rammarica leggere i nomi di tanti colleghi con i quali si è condiviso un percorso importante, ma ora è il momento di reagire, lasciare perdere i tentennamenti e proseguire speditamente verso l'obiettivo che ci siamo prefissati: organizzazione, radicamento e ripristino di una identità forte nella quale possano riconoscersi i cittadini. Neanche in Consiglio regionale ci saranno ricadute. Cristian Sergo, Ilaria D'Alzovo, Andrea Ossai, il capogruppo Mauro Capozzella restano fedeli al movimento, anche se il solo Capozzella è al primo mandato e dunque ricandidabile. Era tutto già noto e chiaro all'epoca dell'elezione presidenziale, spiega proprio il capogruppo, che aggiunge come quanto cade a livello nazionale paradossalmente per noi è un qualcosa che dobbiamo quasi giustificare, mentre in Consiglio regionale abbiamo dei focus sui quali siamo concentrati. Quello che accade a Roma comunque non pervade la nostra unione. Il coordinatore regionale dei 5 Stelle, Luca Sut, non è per nulla preoccupato per la spaccatura, anzi è l'inizio di un nuovo ciclo, risponde. Alla fine sicuramente no, anzi è un buon punto di partenza per rilanciare il Movimento 5 Stelle con il progetto col nostro Presidente Conte. Chiaramente le avvisaglie le abbiamo viste tutti, insomma, dopo la votazione del Presidente della Repubblica, con le dichiarazioni che aveva rilasciato appunto Luigi Di Maio, dichiarazioni che hanno comportato anche un comportamento da parte sua nei mesi successivi fino a questa settimana, insomma sempre in contrapposizione col Presidente Conte. Ricordo che il Presidente Conte è stato votato non una ma più di una volta, dovuto appunto ai ricorsi che sono stati fatti contro il
appunto il Movimento 5 Stelle, e quindi è un nostro presidente legittimato da un voto degli iscritti, e chiaramente pesava il fatto di avere un nostro ministro che criticava anche l'operato, insomma, come ha criticato l'operato del presidente Conte, ora che ha deciso di andarsene chiaramente per interessi personali. Il Comune di Udine ha firmato un protocollo d'intesa con l'Associazione Vittime della Strada per aumentare la sicurezza stradale e contemporaneamente offrire una possibilità di redenzione a chi deve scontare una pena. Per 3 anni 10 persone potranno scontare il loro debito con la giustizia facendo gli assistenti pedonali e aiutando le persone ad attraversare la strada. 10 nuovi assistenti pedonali in collaborazione con i sempre meno nonni vigile. Il Comune ha firmato un protocollo d'intesa per la nascita di questa nuova figura che si occuperà di verificare la sicurezza degli attraversamenti pedonali, in particolare vicino alle scuole e negli orari di uscita dei bambini. Con però un duplice scopo, perché c'è anche la volontà di offrire una seconda possibilità a chi deve scontare una pena per reati minori. I 10 selezionati, infatti, in collaborazione con l'Associazione Vittime della Strada, potranno scontare in questo modo il loro debito con la giustizia. È importante dare un servizio alla città e soprattutto dare la possibilità a chi deve scontare una pena di poterlo fare in questo modo molto utile, quindi sorvegliare gli attraversamenti pedonali, soprattutto quando questi attraversamenti sono fatti dai bambini che vanno a scuola. Noi abbiamo tanti luoghi sensibili in città e quindi queste persone si metteranno a disposizione, sono 10, per tutelare in pratica i pedoni che attraversano questi tratti di strada. Non aveva solo 1,5 kg di cocaina e hashish nell'auto, ma anche il libro mastro nel comodino. La polizia ha arrestato a Udine un pakistano di 20 anni. Nell'auto gli hanno trovato mezzo chilo di cocaina e uno di hashish. La polizia ha arrestato in flagranza un pakistano di 20 anni. È successo nella notte di lunedì, quando i poliziotti hanno fermato il ragazzo a Udine mentre usciva dall'appartamento condiviso con 2 connazionali. In tasca aveva le chiavi di un'automobile parcheggiata negli spazi condominiali. All'interno è stata trovata la droga già suddivisa in sacchetti assieme a un bilancino di precisione e a 50 euro in contanti. Durante la perquisizione della casa in cui era domiciliato, nel comodino accanto al suo letto è stato trovato, assieme ai documenti, un quaderno con nomi, somme e numeri di telefono. Uno dei suoi coinquilini era in possesso di una seconda chiave dell'automobile e di 250 euro in contanti. Il ragazzo si è difeso dicendo di essere arrivato a Udine da Brescia nel pomeriggio e di essere stato incaricato da un connazionale di consegnare le chiavi a una terza persona. Stamani il GIP Maria Rosa Persico ha convalidato l'arresto e applicato la custodia cautelare nel carcere di Venezia. La droga gli era arrivata a domicilio tramite corriere ed era stato arrestato dalle Fiamme Gialle. Oggi un albanese di 25 anni ha patteggiato 1 anno e 4 mesi di reclusione. La scorsa estate un corriere gli aveva consegnato un pacco con 250 grammi di ecstasy. Oggi ha patteggiato 1 anno e 4 mesi di carcere con il beneficio della condizionale. E la pena applicata dal GUP di Udine Matteo Carlisi a un uomo di 25 anni di origine albanese dopo aver approvato l'accordo raggiunto dal PM e dal difensore, l'avvocato Valerio Toneatto. Ad arrestarlo erano stati i militari delle Fiamme Gialle che avevano trovato nella sua casa di Manzano la polvere di MDMA pura al 70% consegnata a domicilio, dalla quale si sarebbero potute ricavare oltre 1100 dosi di ecstasy. Nei giorni successivi i finanzieri erano risaliti a un italiano di 31 anni, sempre di Manzano. Durante la perquisizione del suo domicilio erano state scoperte 406 pastiglie della medesima sostanza nascoste nella lavatrice. E torniamo al drammatico incidente del 30 gennaio sulla 28 che è costata la vita a 2 cugine venete. Ieri il PM di Pordenone ha chiesto una condanna a 7 anni e 8 mesi per Dimitre Traikov, l'imprenditore bulgaro accusato di aver travolto con un SUV la Panda sulla quale si trovavano le 2 ragazze. Oggi abbiamo ascoltato il difensore. Auspica che la pena sia giusta e soprattutto che il giudice, nel pronunciare la sentenza il 28 giugno, tenga conto di alcune circostanze. L'avvocato Loris Padalino, legale di fiducia di Dimitre Traikov, l'imprenditore bulgaro accusato di omicidio stradale plurimo aggravato dalla fuga e dall'abuso di alcol, omissione di soccorso e lesioni, che a fine gennaio travolse e uccise 2 cugine venete, Sara Rizzotto e Jessica Fragasso, che viaggiavano nella stessa auto, cercherà di fare in modo che venga ridotta la pena di 7 anni e 8 mesi che sta al pubblico ministero. Sono emerse sostanzialmente
sicuramente delle circostanze per cui, del condotte per cui sì, probabilmente era meglio non tenesse una guida veloce, ha bevuto 2 bicchieri, ma 2 bicchieri non sono grande cosa. Trajkov si è scusato con i familiari delle vittime. Per aiutare le 2 bimbe, rimaste orfane di mamma, ha versato al padre un assegno di 70.000 euro. Capiamo la posizione dei parenti, delle vittime, ma insomma noi pensiamo che insomma sia una cosa positiva che lui abbia alla fine chiesto perdono e d'altra parte anche fatto un gesto concreto, perché ha comunque consegnato una cifra molto, secondo me, importante, che tutto sommato è una cosa molto positiva in considerazione del fatto che comunque un'assicurazione li risarcirà. Gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e lavoratori in nero. Dai controlli dei carabinieri nella provincia di Gorizia, nel settore dell'edilizia, sono emerse numerose irregolarità. Lavoratori in nero e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È corposo il bilancio delle attività svolte in una sola settimana dal Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Gorizia nell'ambito della campagna straordinaria di controllo del settore edile. Sono state controllate complessivamente 14 ditte e 32 lavoratori, di cui uno risultato in nero, e sospese 8 attività di impresa, contestando 18 violazioni in materia di sicurezza ed elevando complessivamente sanzioni per 120.000 euro. A Grado, in un cantiere edile per la costruzione di uno stabile ad uso civile, è stata riscontrata la presenza di aperture nel vuoto e di impalcature non a norma. Sospese le attività imprenditoriali per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza in luoghi di lavoro, sono state elevate sanzioni amministrative pari a 8.500 euro e denunciate 3 persone. Inoltre è stata riscontrata la presenza di un lavoratore in nero, trovato nascosto all'interno di uno scantinato del cantiere. Attività sospesa anche a Gorizia per la presenza di aperture nel vuoto e l'installazione di una recinzione di cantiere non idonea. Stesso provvedimento è stato assunto nei confronti di 4 aziende aeronautiche legionari, con tanto di denuncia di 6 datori di lavoro e ammende pari a 30.000 euro. Infortunio sul lavoro alla Marmi Vrec di Cervignano del Friuli. Un apprendista di 24 anni di Troviscosa si è infortunato mentre con una smerigliatrice stava eseguendo alcuni interventi di rifinitura. Il giovane operaio è rimasto ferito da entrambe le mani ed è stato portato all'ospedale di Palmanova. La prognosi di 30 giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Aiello. Temporali sparsi ieri sera e durante la scorsa notte in varie zone del Friuli, ma tali da non allontanare i problemi creati dalla siccità che continua a tenere a secco fiumi e falde acquifere. Il temporale più forte si è abbattuto sulla bassa friulana. Intorno a mezzanotte c'è stata una breve ma intensa grandinata nella zona di Strassoldo. A Cassionzi Strada il temporale è stato preceduto da forti raffiche di vento che hanno causato la caduta di un albero e di alcuni pali. I vigili del fuoco sono intervenuti ad Aquileia e Palmanova per rimuovere rami di alberi caduti sulla strada. Si è appena conclusa a Roma la riunione della conferenza delle regioni con il capo della protezione civile Fabrizio Curcio sulla grave situazione causata dalla siccità. C'è una dichiarazione del presidente della regione Massimiliano Federica, che è anche appunto presidente della conferenza delle regioni. Sullo stato di emergenza nazionale ha detto Federica: penso che assieme al capo della protezione civile arriveremo a una soluzione nella quale si individuino in modo puntuale i criteri per la dichiarazione dello stato di emergenza e soprattutto gli interventi che si possono fare. C'è totale sintonia tra conferenza delle regioni e protezione civile. I dati della pandemia, con 1.217 nuovi casi di positività nella nostra regione, emersi da quasi 6.000 tamponi tra molecolari e antigenici, 7 le persone ricoverate in terapia intensiva, con 118 pazienti negli altri reparti. Nelle ultime 24 ore si è contata una vittima residente in provincia di Pordenone. Il coordinamento salute pubblica è stato ascoltato oggi dalla terza commissione del Consiglio regionale. Le 15.000 firme in difesa della sanità raccolte dal Coordinamento Salute Pubblica sono arrivate in Consiglio regionale. La terza commissione ha audito i promotori, i quali alla fine dei lavori esprimono soddisfazione. Tra le richieste quelle di assumere personale, ridare un ruolo ai sindaci che possono anche esprimere un parere sui direttori generali delle aziende, rivedere gli atti aziendali e ripristinare i presidi chiusi. Noi vorremmo che però anche le proposte che abbiamo fatto come cittadini e cittadini venissero in qualche modo prese in considerazione. Dal canto suo il vicepresidente Riccardo Riccardo
Riccardi parla di confronto positivo, se non basato su questioni ideologiche come sui temi della salute mentale. Riconosco in molte cose che ho sentito delle cose reali. Devo dire anche l'onestà intellettuale di dire affrontiamo problemi che non riguardano soltanto gli anni recenti, ma e fenomeni che riguardano l'intero Paese, perché questa è la situazione che noi dobbiamo portare fuori da questo momento difficile. Però sostanzialmente dire che in questa regione le cose non funzionano, non va tutto bene, ci sono delle cose che funzionano, ci sono delle cose che non funzionano e bisogna lavorare per risolverle. La Giunta Comunale di Monfalcone torna a 8 assessori, le nomine assegnate questa mattina dal sindaco Anna Maria Cisint. Garritani Antonio sarà vice sindaco, seguirà la pianificazione urbana e grandi realtà industriali e sicurezza. Giuliana Garimberti sarà assessore alla dignità delle persone e promozione dei diritti delle famiglie. Fasan, assessore alla cultura. Cauci alla sostenibilità ambientale. Banello, assessore alle attività sportive e vita sana. Stefano Vita seguirà le politiche sanitarie. Paolo Venni, servizi tecnologici e innovazione e bilancio. Tiziana Maioretto sarà assessore all'educazione e formazione. Il sindaco trattiene le competenze relative ai lavori pubblici, progetti strategici, personale, viabilità, traffico e protezione civile. Si sono aggravate le condizioni della 71enne che questa mattina a Udine, in via delle Forze Armate, mentre era in sella alla propria bicicletta, è stata investita da una Fiat Panda condotta da un 78enne di Pradamano. Rovinata a terra, è stata trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia, dove si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva. È in pericolo di vita, per questo su disposizione dell'autorità giudiziaria i mezzi coinvolti nell'incidente sono stati sequestrati dai carabinieri del radiomobile di Udine. È piombato con la propria macchina all'interno di un canale, si è recavata con qualche scorazione l'automobilista che nella notte è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Pavia di Udine, in via Giuseppe Garibaldi. Per cause ancora in corso di accertamento, probabilmente anche a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia, l'uomo ha perso il controllo della vettura terminando la corsa dentro un canale che fortunatamente aveva poca acqua. La macchina si è quasi cappottata, il conducente è riuscito ad uscire autonomamente a chiamare i soccorsi. Sul posto vigile fuoco personale del 118. Il cluster della metalmeccanica del Friuli Venezia Giulia Comet ha approvato il bilancio del 2021 con una crescita rispetto all'anno precedente del 17%. Questa crescita è risultato, ha spiegato il presidente Sergio Barel, del ruolo strategico delle progettualità finanziate a livello europeo e non più solo regionale. L'Assemblea che ha approvato il bilancio ha anche ratificato il nuovo Consiglio di amministrazione con Giorgio Costa Curta e Vito Rotondi che affiancano Sergio Barel. Il cluster Comet raccoglie 5.000 imprese con 72.000 occupati per 6 miliardi di euro di export. Il bando welfare della Fondazione Friuli è un moltiplicatore di risorse. Il report presentato questa mattina analizza gli effetti nella comunità friulana di 5 anni di sostegni a progetti sociali e di assistenza. Moltiplicatore di risorse umane, economiche e sociali, e questo è il giudizio sul bando welfare della Fondazione Friuli espresso dalla ricerca condotta dall'Istituto Internazionale Jacques Maritain. La fonte di sostegno al territorio che ha consentito di erogare in 5 anni finora 2.852.000 euro a realtà pubbliche e private impegnate nel sociale ha svolto un ruolo di attrazione per ulteriori risorse a sostegno dei singoli progetti. Dopo 5 anni il numero complessivo degli interventi ha superato i 220 e quindi si è posto subito la necessità di riuscire ad avere uno strumento di valutazione dell'impatto di questi interventi, ma volevamo fare uno strumento di valutazione non basato solamente ed esclusivamente sui numeri, ma soprattutto sul parere e sulle voci delle persone che poi godono dei benefici messi a loro disposizione dalle associazioni che hanno ricevuto i contributi da parte della Fondazione e delle istituzioni pubbliche. Presentata a Udine l'8ª edizione di Suns Europe, il festival di musica, cinema, teatro e letteratura dedicato alle lingue minoritarie europee. Suns Europe raddoppia e propone per l'8ª edizione sia la sua versione estiva imposta dalla pandemia che quella tradizionale dei mesi invernali. Il festival artistico dedicato alle lingue minoritarie europee partirà il 30 giugno con una serie di eventi itineranti nell'Interland udinese per concludersi il 26 novembre con il concerto finale al Teatro Giovanni da Udine. La manifestazione organizzata da Informazione Friulana gode tra vari enti del sostegno della Regione e dell'Arlef.
Questa è un'iniziativa che ha una valenza in più, è in grado di mettere insieme minoranze linguistiche sparse in giro per un po' per tutta Europa, facendole parlare a ritmo della musica, dell'arte e della cultura. Oltre a questo, oltre al far parlare, discutere col linguaggio universale della musica, come dicevamo prima, riesce ad avere anche un imprinting importante dal punto di vista turistico, perché fa conoscere il nostro territorio ancora meglio a chi magari non l'aveva conosciuto fino in fondo. C'è una particolare cura non solo per le lingue minoritarie che sono più conosciute, ma anche per le lingue minoritarie che magari possono essere così una curiosità, ma che sono ben insediate nel loro territorio e vanno preservate. Ed ora andiamo a Pordenone, dove è stato svelato il programma dell'estate in città. Musica, spettacoli, divertimento, tempo libero e cinema sotto le stelle. Si amplia l'offerta estiva di Pordenone grazie a Cinema Zero, che è proprio il caso di dirlo, si fa in 4, con un festival, una rassegna, decine di eventi sotto le stelle in alcune delle migliori cantine e ville venete. Siamo volentieri tra i grandi protagonisti di questa ricchissima estate che appunto nel caso di Cinema Zero in realtà si fa in 4. Avremo infatti ben 2 arene nel cuore della città. La prima, la più grande, è quella in Largo San Giorgio, sarà ad ingresso gratuito, sarà ricchissima di appuntamenti, ci terrà compagnia per tutto luglio ed agosto con più di 20 appuntamenti che saranno naturalmente come tradizione l'occasione per rivedere i grandi successi della stagione, ma anche per riscoprire alcuni film che hanno fatto la storia del cinema. Eventi che daranno un tocco di armonia in più alla città. Sono 2 le novità di quest'anno per quanto riguarda le proiezioni all'aperto, e cioè il cambio di location, si passa in Largo San Giorgio, una piazzetta riqualificata, e ci sarà la gratuità, quindi un'importante novità. Ma poi l'estate si comporrà di tanti altri elementi, penso alla musica con artisti nazionali e internazionali e anche con band locali. Sale l'attesa per il concerto dei Maneskin a Lignano Sabbiadoro. I cancelli domani apriranno alle 16:30, ma già l'atmosfera è viva in questi giorni, vediamo. Eccoli i Maneskin dopo le prove di ieri sera. Erano le 22:40 quando la band, fenomeno musicale made in Italy del momento, è stata accolta dai fan all'esterno dello stadio Tegel di Lignano Sabbiadoro. Damiano e Vittoria sono usciti, appena concluse le prove, per assistere alla performance della scuola locale Studio Danza Zorà, che li attendevano da ore per proporre una coreografia realizzata apposta per loro. I Maneskin sono arrivati a Lignano Sabbiadoro lunedì, dove si esibiranno domani alle 21 allo stadio Tegel per 27.500 spettatori. Una popolarità mondiale della band romana partita dal trionfo sul palco dell'Eurovision. A Lignano i Maneskin partiranno con la data zero del loro live al Circo Massimo. Sale l'attesa per il grande evento. I cancelli domani apriranno alle 16:30, ma in tantissimi rimangono appostati davanti allo stadio per ascoltare le prove, con la speranza di vedere da vicino i loro idoli che in questi giorni alloggiano in un albergo di Lignano Pineta. La Triestina Calcio parteciperà al prossimo campionato di Lega Pro. La società rischiava di restare esclusa dopo la morte del proprietario australiano, ma sul filo di lana è stato raggiunto l'accordo per la cessione. A garantire fondi un gruppo italiano. L'Unione Sportiva Triestina Calcio avrà a breve dei nuovi proprietari. Nella giornata odierna, l'ultima utile per pagare stipendi e perfezionare l'iscrizione al campionato di Lega Pro, l'amministratore unico Mauro Milanese è riuscito a chiudere il cerchio con l'attuale proprietà, la famiglia Biesin, e un gruppo imprenditoriale italiano sul quale però c'è il massimo riservo. L'operazione fino a ieri sembrava in salita in quanto la società madre della Triestina è in Australia, dove Mario Biesin è morto alcune settimane fa e per la legge del paese i conti erano bloccati. Alla fine quello che diventerà la nuova proprietà si è fatta carico di ripianare i debiti, operazione che ha consentito di far partire, secondo la Triestina, i bonifici per i pagamenti necessari ad avere il via libera all'iscrizione in Lega Pro. Ora non resta che attendere il nome dei nuovi proprietari. Grazie per l'attenzione, vi auguriamo una buona serata con Telefriuli, arrivederci.